Un'importante scossa di mercato potrebbe cambiare il panorama del calcio europeo. Le informazioni indicano trattative intense che coinvolgono grandi club, con grandi nomi messi sul tavolo. Prima di tuffarci nei dettagli di questo accordo potenzialmente storico, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati. Passiamo ora a ciò che conta davvero, il retroscena del mercato dei trasferimenti. Secondo il giornalista Tancredi Palmeri, il Manchester United è interessato all'attaccante del Napoli Victor Osimhen e sta progettando un affare milionario per portarlo già a gennaio. La proposta, che potrebbe raggiungere i 90 milioni di euro, comprenderebbe circa 80 milioni per il club partenopeo e i restanti 10 milioni per il Galatasaray, come indennizzo per l'attuale prestito del giocatore. Inoltre, lo United sta lavorando per liberare spazio nella squadra, che comprende la partenza di Joshua Zirkzee. La Juventus è emersa come forte candidata a ricevere il giocatore, con trattative avanzate per un prestito con opzione di acquisto. Tuttavia, c'è un disaccordo: gli inglesi sono favorevoli a una cessione a titolo definitivo, mentre gli italiani vogliono negoziare un compromesso più flessibile. Il Napoli, dal canto suo, non si limita ad ascoltare le offerte, ma pensa anche a come investire il valore dell'eventuale cessione di Osimhen. Si stanno monitorando nomi come Fagioli della Juventus come potenziale rinforzo, oltre ad altri obiettivi che potrebbero rafforzare il centrocampo e la difesa della squadra di Antonio Conte. L'esito di queste trattative si preannuncia entusiasmante, con molteplici tasselli che si muovono sullo scacchiere del calcio europeo. Questo grande affare si concretizzerà? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e continuate a seguire il canale per ulteriori aggiornamenti su questo entusiasmante mercato.